Cari telespettatori, ben ritornati con noi in trasmissione. Naturalmente siamo in diretta, voi potete intervenire, potete telefonare e potete mandare i vostri messaggi. Siamo con voi e con i nostri ospiti naturalmente per vedere di commentare quella che è la situazione attuale, ma soprattutto per vedere punti di vista diversi e come affrontarla e cercare soprattutto di trovare delle soluzioni, se queste possono esistere naturalmente. Ben arrivato anche Gianluca Panto, imprenditore, esponente, anzi fondatore, cofondatore di Indipendenza Veneta. Buonasera. Grazie anche a lei, quindi facciamo felici anche i tanti ascoltatori che spesso ci chiedono, reclamano a gran voce una rappresentanza. Eccola qui, l'abbiamo portata decisamente, quindi lei comunque è anche un imprenditore, quindi rappresenta una di quelle categorie che sono coinvolte in questa situazione. Di tregua dei mercati ancora per un po', oppure tra un po' ci arriva... Le imprese a rischio, le imprese sono a rischio già dal 2008. No, ripresa, la ripresa più che l'impresa. Ripresa? No, la ripresa generale qua è a rischio. Se ci sarà, non ci sono da nessuna parte le condizioni per cui si possa sviluppare una ripresa. Noi siamo di fronte a una situazione in cui il mondialismo ha creato una situazione per cui con il crollo del comunismo sta succedendo e continuerà ad esserci il travaso di produzione industriale dai nostri paesi industrializzati di tutta l'Europa. Abbiamo cominciato noi, italiani, perché siamo i più deboli dal punto di vista economico, ma sta succedendo anche nei paesi più sviluppati. Abbiamo visto che la stessa Germania ha avuto nell'ultimo trimestre un calo delle esportazioni. Comunque c'è un travaso di produzione industriale dai paesi industrializzati che siamo noi a paesi con una filiera produttiva a basso costo del lavoro. Questo è successo negli ultimi 10 anni in maniera vorticosa, negli ultimi anni è diventato una situazione insostenibile e nei prossimi anni continuerà ancora di più, perché noi non possiamo impedire agli altri di svilupparsi. Gli altri per contro non sono ancora arrivati al nostro livello, quindi non ci sono le condizioni per cui si possa invertire il trend. Quello che si può fare è voltare pagina e quindi cercare delle soluzioni politiche in grado di gestire questa discontinuità. Quindi se noi vogliamo tornare a fare lo sviluppo, dobbiamo prendere i nostri host, che ci sono anche all'interno del territorio italiano, i nostri nodi, e far tornare singolarmente ogni nodo capitale. Se a Mestre si potesse costruire un grattacielo da 200-300 metri come succede a Taipei o come succede in qualsiasi altra parte dell'Oriente sviluppato, e prendessimo la zona metropolitana di Venezia, facessimo un piano per portarla a 2 milioni di abitanti e costruire una capitale europea moderna come potrebbe essere Milano, però un giardino fiorito di infrastrutture, di abitanti, di grattacieli integrato in una nuova società digitale, se riuscissimo a fare questo porteremo nuovamente lo sviluppo nel nostro territorio. Quindi gli host che fanno parte di tutta l'Europa devono tornare ad essere capitale attraverso delle nuove visioni politiche che mettano il territorio al centro e l'impresa al centro, quindi una serie di piccoli stati indipendenti. La nostra è una visione di rottura, lo sappiamo, però ci arriveremo naturalmente, ne siamo assolutamente sicuri. Vediamo anche su questa visione di rottura se è fattibile oppure no dal punto di vista economico e dopo sotto il profilo anche amministrativo. Lei invece come la... Una cosa volevo dire su questo decreto, dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista dell'imprenditoria. Banca Italia ha detto che sono 91 i miliardi complessivi nei confronti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Poi qualcuno ha detto, si sono accorti, l'ha citato anche la CGIA di Mestre, che nel conteggio non erano state considerate le piccole e medie imprese. Allora mettendocele dentro il debito non si sa neanche quanto sia, però si è fatto un numero, sarà 120 miliardi. Sì. Bene, allora noi abbiamo 40 miliardi da una parte e 120 dall'altra. Se la matematica non è un'opinione, questo decreto in 2 anni sblocca il 30%, che vuol dire il 15% dei debiti te li pago quest'anno e gli altri 20 miliardi, il 15% dei debiti te li pago nel 2014. L'altro 70% non si sa. Quando è andato in default l'Argentina, gli aiuti Benetazzo
l'Argentina pagò il 30% dei debiti, che è più o meno quello che sta facendo l'Italia adesso. Ridi Benetazzo, dammi ragione per favore. No, beh, in senso... Questo decreto, signori, questo male. decreto è una tragedia perché equivale a portare i libri in tribunale. Facendo questo decreto, Monti cosa ha detto? Non posso pagarti il 100% dei debiti, cara impresa, te ne pago il 30% e il resto si vedrà. Questo si chiama, a casa mia, concordato preventivo. L'Italia è fallita, appunto. Rendiamocene conto. Allora siamo in una situazione di irriformabilità conclamata. Mi chiedo però a questo punto perché le associazioni di categoria, secondo me, dovrebbero fare questo. E io lo chiederò, io sono iscritto a un'industria, lo chiederò ai vertici della mia associazione e stiamo facendo delle riunioni tra noi industriali e imprenditori per portare questo sul tavolo della nostra associazione. Noi vogliamo che le associazioni di categoria, industriali, commercianti, artigiani e così via, si riuniscano, anche i sindacati, perché siamo sulla stessa barca, lavoratori ed imprese, no? Se l'impresa chiude aumenta la disoccupazione, e costringere il governo e costituire una troica, chiamiamola come vogliamo. No, parliamo un attimo di questo, è importante. Velocissimo, chiaramente io rappresento il Movimento Indipendenza Veneta e quindi sono stato chiamato in causa da rappresentante dei comuni, qualcosa la devo dire. Quando ho parlato di spezzatino. Ci sono i comuni e i comuni non li vogliono abolire nessuno e siamo a posto. C'è chi vuole abolire le province, c'è chi vuole abolire le regioni, poi c'è l'Europa e in mezzo ci sono i grandi stati nazionali. Beh, noi abbiamo una posizione politica chiara, netta, che è quella dell'abolizione dei grandi stati nazionali, quindi noi ci teniamo la regione, ci teniamo le province, ci teniamo i comuni, ci teniamo l'Europa e aboliamo quello che sta in mezzo, che non serve più, che sono i grandi stati nazionali. Vediamo se questa è fattibile. Che è un duro lavoro, quello di essere amministratore di un comune, e quindi do una certa solidarietà al rappresentante seduto qui di fronte, di fianco a me, soprattutto in una regione come il Veneto, che si potrebbe essere annoverata, anzi è annoverata tra le regioni dal punto di vista industriale più sviluppate d'Europa, che può essere paragonato all'Île-de-France, no? Se prendiamo la mappa dell'Europa e vediamo quali sono le lampadine accese, sono accese lì, sono accese in Veneto, sono accese in Baviera, in qualche altro punto super sviluppato, e noi ci troviamo nella condizione di dover subire una tassazione da Svezia, che è un paese sostanzialmente socialdemocratico, e ad avere e ricevere come cittadini, anche come cittadini o come imprenditori, dei servizi che sono paragonabili, anzi più bassi di quelli dell'Albania. Questa è la nostra situazione attuale. Noi lo diciamo, i grandi stati nazionali sono finiti, abbiamo visto prima con il decreto dei 40 miliardi l'Italia ha conclamato, anzi Monti, che si è anche indignato ingiustamente dal mio punto di vista, perché qualcuno ha fatto delle critiche a questo decreto. Siamo in una situazione di si salvi chi può, ok? Non c'è niente da fare, questo Stato è irriformabile, quindi bisogna prendere atto che la situazione politica non può essere cambiata, che ci sono dei cittadini che hanno la possibilità di salvarsi, perché i cittadini del Veneto non hanno diritto, dopo essersi sviluppati solo ed esclusivamente col proprio duro lavoro, quello dei nostri nonni, dei nostri genitori, ok? Noi non abbiamo mai ricevuto sovvenzioni da parte di nessuno, abbiamo sviluppato la nostra rete di imprese, il nostro fare sul territorio solo ed esclusivamente col nostro duro lavoro. Certo siamo in un territorio favorevole, pianeggiante, fatto da città popolose, facilmente raggiungibili l'una con le altre, al centro dell'Europa, e questa centralità con l'apertura dell'Europa verso est diventerà ancora maggiore. Noi diventeremo ancora più centrali all'interno dell'Europa del futuro. Dobbiamo essere una piccola Svizzera, una Austria. Il Veneto questo deve tendere a questo. Anche il progetto della macroregione, a cui stiamo assistendo, viene data una grande enfasi. Allora intanto distinguiamo tra la macroregione di tipo europeo, che non è altro che un organismo
che l'Europa ha messo in piedi per gestire i rapporti non di sovranità, ma frontalieri, no? Politiche di sviluppo comuni, montane, la produzione del latte, le vie di comunicazione. Questa è la macro regione di tipo europeo. Poi la macro regione che viene proposta per esempio dalla Lega Nord, su cui noi di Dipendenza Veneta siamo fortemente contrari, non è altro che una chimera, perché si tratta sostanzialmente di dal punto di vista politico, una fusione di regioni senza avere delle competenze aggiuntive. Quindi sostanzialmente si tratterebbe per il Veneto, oltre a dover subire il centralismo dello Stato italiano, dover subire per esempio anche il centralismo milanese, perché la capitale sarebbe trasferita a Milano, il centro di controllo di tutti i servizi attualmente andrebbe a finire lì. Chiaramente noi perderemo anche questa possibilità con la macro regione dal punto di vista italiano. L'unica scelta è quella di essere Stato indipendente, recuperare completamente la nostra sovranità, avere possibilità di fare delle leggi sul nostro territorio solo per noi, di gestire la fiscalità noi, poter mettere l'IVA anziché al 21 o al 22% come arriverà, abbassarla al 15, al 14%. Portarla addirittura, si potrebbe differenziare l'IVA. No, ma benissimo, si possono prendere diversi provvedimenti, ma dal punto, credo prima a Benetazzo, poi vediamo se concretamente è possibile realisticamente questo, è attuabile, cioè se un paese come l'Italia che si trova comunque indebitato, perché attenzione che ognuno ha la propria quota poi di debito, penso se lo dovrebbe sobbarcare, ha difficoltà a collocarsi in un contesto dell'Europa, a fare delle trattative, potrebbe uno staterello piccolino come il Veneto reggere anche un debito che comunque esiste. Ci sono già staterelli piccolini, perché sì, c'è già la Norvegia, c'è già la Danimarca, c'è già l'Irlanda, c'è già l'Austria che non ha tanti abitanti più di noi, ci sono già, quindi. No, beh, ma io adesso provocatoriamente però lancio la che si palla. possa, quello è indubbio, certo che si può, è solo reggerebbe quello che ci chiedono. No, che si può sul piano giuridico è un discorso, che poi il Veneto ne benefici, c'è anche la questione come verrà eventualmente suddiviso o ripartito il debito pubblico, perché se adesso ipotizziamo tramite un consenso referendario la popolazione della nostra regione dice basta Europa, non so se dirà anche basta euro o basta BCE, e quindi viene a crearsi uno Stato effettivamente indipendente sotto le agevolazioni di Schengen, presumo, con una politica monetaria propria, quindi con una moneta di circolazione o in adozione all'euro, ma l'aspetto più determinante è se si stacca dall'Italia, il debito che in questo momento qua ha il paese Italia, come viene ripartito? In base alla popolazione, in base al PIL che ha. Comunque una quota non è molto facile. Nel momento in cui si stacca, vuol dire che il Veneto dice vabbè io te lo pago oppure lo converti in un altro debito, quindi se lo converti in un altro debito devo andare sul mercato e farmelo sottoscrivere. Facciamo questo tipo di presunzione. Io da Veneto, anche se vivo una gran parte di ogni anno su un altro paese dell'Unione Europea molto più piccolo del Veneto, mi sentirei magari di farmi portavoce di questo tipo di percorso, però rendere il Veneto indipendente, nel senso slegato, lontano da tutti i paesi, stati a quel punto circostanti, quindi un'indipendenza istituzionale al pari della Svizzera. La Svizzera è un paese che è chiuso su se stesso e vive, lo sappiamo, grazie a quale motivo. Il Veneto non ha questo appeal per adesso, non penso che riuscirà mai ad averlo, quindi dovrebbe uniformarsi, sperare di avvicinarsi appunto o al modello austriaco oppure eventualmente a quello sloveno. Però non mi piace una parola sperare, perché noi abbiamo una forza industriale, se mi consenti, che sta morendo, ma è enormemente superiore a quella che può essere un paese che noi abbiamo di rimpettaio, che è quello dell'Asse, enormemente superiore. Noi questo vantaggio comunque ce l'abbiamo ancora, non per molti anni, probabilmente se permane una situazione economica come quella attuale, però ce l'abbiamo, quindi abbiamo quest'arma da giocare. Poi per quanto riguarda la ripartizione del debito, è chiaro, là
si tratta di mettersi d'accordo, si potrà fare in base alla ripartizione della popolazione, in base alla ripartizione del Sì, PIL. no, ma non è un problema, ci sono anche dei trattati europei che prevedono la ripartizione del... Questo tipo di, chiamiamolo così, eventualità, possibilità che c'è innanzi a noi come contribuenti veneti, visto anche il progetto di referendum che sta portando avanti la vostra forza politica, che proprio oggi il governatore Zaia ha dato espressione di nomina di un team di legali che possono vagliare la sostanzialità sul piano giuridico di questo quesito referendario. La domanda da farsi è, cioè, qualora questo si verificherà, l'Unione Europea avrà sempre maggior probabilità a quel punto di vedersi realizzato il cosiddetto rischio di balcanizzazione, ovvero il fatto che fino a 2 settimane fa Cipro si menzionava di buttarla fuori letteralmente dall'Unione Europea. Abbiamo altri stati che stanno vivendo situazioni similari a quella adesso che porta avanti il Veneto, come per esempio la Spagna con la Catalogna, esatto. E così via discorrendo, che quindi mettono in seria difficoltà o in discussione proprio tutto l'impianto che oggi abbiamo costruito in oltre 12, 13, 14 anni, che è il tentativo di creare un sistema unitario. Gli Stati Uniti d'Europa. Originariamente il percorso doveva portare attraverso una roadmap di step by step nel 2020 a questi Stati Uniti d'Europa, quindi con una coesione e un processo di armonizzazione sul piano della fiscalità politica e soprattutto, non dimentichiamolo, monetario, perché a quel punto anche noi europei avremmo non più la banca centrale, ma la banca federale degli Stati Uniti d'Europa, che può comportarsi al pari di quanto fa oggi la Fed per gli Stati Uniti. E quindi in una situazione così gravosa come quella odierna, la risposta è aumento della base monetaria con una blanda ventata inflazionistica. Purtroppo i vincoli che ci siamo dati di mandato quando è stata costituita la Banca Centrale Europea non impongono, cioè non consentono di utilizzare questo meccanismo di intervento, quindi l'aumento della base monetaria, perché la BCE non si può comportare, tanti dicono anche in rete o su altri contenitori mediatici come questo, ma perché la BCE non fa come la Fed? La BCE non può fare come la Fed, è proprio scritto nel suo mandato costitutivo e ha delle priorità che conosciamo tutti quanti, quindi è solo con un processo di convergenza politica a fronte di varie armonizzazioni tra tutti gli stati che si può arrivare nel 2020 ai cosiddetti Stati Uniti d'Europa, e il grande big plan che ha fatto Draghi la scorsa estate aveva proprio questa finalità, cioè preservare l'integrità di questo sogno. Attenzione che comunque il parere e la sovranità dei veneti non può essere messo in discussione da nessuno, dipende, la partita si gioca in regione, noi abbiamo presentato il progetto di legge, adesso andrà in commissione e poi andrà al voto in un consiglio regionale straordinario. Ma è facile che ci alziamo una mattina tra qualche mese e i cittadini del Veneto vengano chiamati a votare. Ma mi consente una battuta, Panto, noi abbiamo già abbastanza problemi senza andare a un'indipendenza. Se questo si verificasse che la popolazione veneta, se questo si verificasse che la popolazione veneta con un quesito referendario vota in maniera massiva e quindi dice sì, vogliamo staccarci e autoprogrammarci nazione indipendente, cioè, sarebbe uno shock finanziario per l'Italia e per tutta l'Unione Europea, perché non so se lo sapete, ma il Veneto e la Lombardia messi assieme fanno il 10% del PIL dell'Unione Europea. Finalmente qualcuno l'ha detto. E quindi con questo 10% del PIL dell'Unione Europea noi abbiamo il diritto di decidere che cosa fare. Dopodiché i nostri vicini sono nostri fratelli e noi siamo a completa disposizione. Però la situazione a livello regionale è molto avanzata, non è una chimera
e viene portata avanti in maniera molto professionale. Sì, sì. Dopodiché Dopo noi gli andremo cittadini. a negoziare con i nostri vicini italiani tutto quello che serve perché ci sia un passaggio soft, sia per quanto riguarda la gestione del debito, sia per il problema monetario, sia per sostenere i comuni che stanno sforando il patto di stabilità, non c'è nessun tipo di problema. È chiaro che poi nel momento in cui ci saranno da versare le imposte allo Stato italiano, noi non ci tireremo indietro, però saremo ad un tavolo di trattativa, okay, dove noi siamo da una parte del tavolo e ci sono altri interlocutori dall'altra parte al nostro stesso livello e noi potremo finalmente portare l'economia del Veneto ad avere l'importanza che si merita per effetto di questo 10%. Ritornando a tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, qual è il punto di vista dell'imprenditore in questo momento? Non c'è dubbio che l'impresa deve essere rimessa al centro del processo economico in tutti i suoi aspetti e questo è stato detto anche dal presidente degli industriali di Treviso, Vardanega, io cito lui perché vengo dalla provincia di Treviso, però non dimentichiamo che è l'industriale che ha avuto il coraggio di fare la marcia dei 3.000 e prima di lui avevano marciato i 40.000 colletti bianchi, avevano marciato i bolscevichi, in nessuna parte del mondo industrializzato avevano mai marciato insieme per 3-4 chilometri in fila 3.000 industriali. Okay, che detenevano il potere economico di uno Stato americano. Questo non era mai successo. Ebbene, Vardanega stesso ha detto più volte ci sentiamo in una situazione di difficoltà perché non c'è stima nei nostri confronti. Noi siamo evasori fiscali, okay? Noi siamo quelli che hanno i soldi e quindi noi siamo gli sfruttatori. Gli imprenditori si trovano in questo momento in Italia ad essere nella situazione di coloro che detengono qualcosa quando in realtà non lo detengono affatto. Sappiamo che in questo momento esistono delle nuove leggi, una di queste leggi è quella che prevede i piani attuativi territoriali e poi i piani di intervento che consegna nelle mani degli amministratori locali un potere enorme che viene prevalentemente molto spesso utilizzato contro gli stessi imprenditori. Provi lei ad aprire un capannone in qualsiasi comune e subito le vengono messi davanti degli obblighi, la perequazione. Noi ti diamo il capannone, ti diamo il terreno, ma tu devi tirar fuori 2, 3, 4, 5, 10 milioni di euro per fare queste opere. Succede questo in Austria, succede questo in Slovenia? No, viene dato il terreno gratis. Cosa succede? Signori, le fabbriche chiudono, l'occupazione va a zero, questo è quello che succede. Bisogna cambiare le leggi, togliere questo potere e mettere gli industriali e gli imprenditori sullo stesso piano. Bene, battuta di chiusura, Gianluca Panto. Ai telespettatori del Veneto che sono online in questo momento su TV7, consiglio ed invito di non perdere di vista lo scenario regionale, c'è lo scenario europeo, c'è lo scenario a Roma, ma in questo momento noi stiamo giocando una partita importantissima in Regione Veneto dove abbiamo presentato attraverso un consigliere regionale che ce l'ha protocollato un disegno di legge regionale che andrà presto in commissione, poi speriamo che possa andare... Sì, Valdegamberi. Perché l'ha detto la settimana scorsa. Però il dispositivo di legge è di nostra ideazione, sostanzialmente è stato visto dai nostri... E quindi di seguire insomma che cosa succederà. Seguite quello che succederà in Regione perché andrà in discussione questo importantissimo provvedimento.